streetnews.it, siamo qui, siamo nel backstage, possiamo definirlo così, anche se siamo in strada e il nostro giornale appunto si chiama Street News, quindi siamo... No, fatemi occhio là, siamo troppo street. Troppo stretto. Loro sono davvero eccezionali, i Shoshamok. Allora presentiamoci al pubblico che non vi conosce, facciamo così. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, sono Alessio di Shoshamok e c'è una ragazza bella senza ariete con lui ci sporta e... Ciao, sono Manuela, un bacio forte. Nessuno ci conosce, ha detto, un bacio forte. Lui con le donne è una bomba, Gianni. Chi sta chi deve, prego, e febbre la bomba. Sono un problema. È qua. Te la miccia piccerella. Stasera allora in questa manifestazione particolare, possiamo definirla così, ma i Shoshamok ci sono mai stati in una manifestazione di questo tipo? Quasi tutte le sere, veramente. Sì, portiamo le palle noi. No, facciamo tutte queste serate così, sui campetti, anche sui barconi. No? Forse a Barça che ce l'hanno i soldi. Ora a casa della signora Antonietti, andiamo a faticare. Facciamo una scommessa con gli amici di Street News. Allora, come si dice italiano? Non ho niente da fare o non c'ho niente da fare? Non ho niente da fare. Badfanato. Allora dai, un saluto a chi ci sta seguendo, a chi ci seguirà. Ci sta seguendo il mio socio da Verucino e Ranumese. Ciao! Shoshamok sono davvero unici. Ragazzi, un bacio forte, a parte gli scherzi, adesso seguite questo giornale online Street News. Per tutte le persone che lo seguiranno avranno la sfortuna per tutta la vita. Non è vero, avranno un nostro CD che non uscirà mai. Shoshamok, grazie. Che è uscito in questi giorni un nuovo brano che si chiama Bracciola e Sabagenti, Che possono trovarlo Su YouTube. Grazie davvero, è stato un momento, possiamo dirlo, Anche l'amico nostro macellaio. Lui è un grande macellaio. di spettacolo. Grande macellaio. Grazie davvero. Streetnews.it con i Shoshamok. un bacio. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.